Le opere pubbliche da realizzare in Veneto per la sicurezza equivalgono a una spesa di oltre 3 miliardi di euro. È stato stilato un elenco da parte della Regione Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, a cui ora si deve dare una priorità, calcolando per prime le situazioni che possono produrre un rischio maggiore. L'assessore all'ambiente e dissesto idrogeologico ieri ha partecipato al convegno sulla sicurezza tenutesi al Palazzo Bo di Padova. La Regione si è dotata di uno strumento, Imagio, con l'Università di Padova, che in base alle previsioni meteo informa quali fiumi potranno esondare. Un altro strumento importante è il PIMOT, che potrà rendere le previsioni di tutti gli eventi sempre più precise. L'assessore regionale durante il convegno ha anche focalizzato l'attenzione sul concetto di rischio quando protagoniste sono le opere pubbliche. In questo caso parlo di mitigazione del rischio, cioè le opere di difesa del suolo, di sistemazione di frane, di argine. Anche qui il termine rischio dipende da due elementi, la probabilità e la gravità del danno. Anche qui il termine rischio dipende da due elementi, la probabilità e la gravità del danno. Per quanto riguarda la probabilità dell'accademico sottolineo, Per quanto riguarda la probabilità dell'accadimento, sottolineo che questo concetto si lega a quello di previsione, che non è certezza, tanto che nel decreto legislativo 1/2018 fece inserire il concetto probabilistico, cioè che la protezione civile si occupa di previsioni e che dà le previsioni che si basano su concetti probabilistici, che non garantiscono mai una certezza assoluta.